Non solo barche a vela, ma tutti i tipi di imbarcazioni prenderanno parte domani, sabato 1 marzo, alla Boat Parade di Barcolana per accogliere l'Amerigo Vespucci al suo rientro in Italia, come prima tappa del Tour italiano con cui concluderà il proprio Giro del Mondo che durerà complessivamente 2 anni. L'accoglieremo dopo questo giro di 2 anni in cui ha toccato vari punti del globo e insomma, ha rappresentato l'Italia e ci fa piacere un po' accoglierla nuovamente in Italia, a casa se possiamo dirlo, per primi tra tutte le città, tra tutti i porti italiani. La Marina Militare e Difesa e Servizi hanno scelto Trieste. Gli scafi provenienti da Germania, Austria e Slovenia saranno suddivisi in 2 categorie con percorsi dedicati a seconda della loro tipologia. Le barche a vela, i gommoni e gli scafi a motore partiranno verso le 13 al largo del terrapieno di Barcola, all'altezza della boa di partenza della Barcolana, e navigheranno a una velocità di 4 nodi fino all'incontro con nave Vespucci, che avverrà al centro del Golfo, seguendola fino in prossimità del bacino San Giusto, all'altezza della linea d'arrivo della Barcolana. 2 importanti unità della Marina e tutto il nostro popolo di amanti del mare, tutti assieme, contemporaneamente, in mezzo al mare, con le frecce tricolori che passeranno sopra a questo evento. Insomma, credo che nell'insieme lo spettacolo, la coreografia e gli attori che ci saranno, che poi gli attori siamo noi che navighiamo, certo. sarà una bella cosa. L'imbarcazione a remi, pagaie, supe e le derive a vela partiranno invece intorno alle 14 con partenze distinte a seconda delle categorie, dal fanale verde della diga foranea del Porto Vecchio, e concluderanno la loro parata in bacino San Giorgio, dove attenderanno l'arrivo della nave. Tra i grandi sportivi che parteciperanno, gli skipper della sezione vela della Guardia di Finanza Pierluigi Fornelli, Paolo Cian, Fabio Montefusco e Francesco Nerone, e tra i canottieri gli azzurri Stefania Butignon, Marco Frank, Stefania Gobbi e Josef Marvucic. Nave Vespucci invece verrà ormeggiata sempre in bacino San Giusto, quindi proprio di fronte a Piazza Unità, porgendo il fianco a Piazza Unità. È un ormeggio nuovo, sarà interessante da vederlo con la Bora, come lo faranno i nostri bravi ormeggiatori. Da un punto di vista tecnico sarà bello da vedere.